La firma sulla lettera di dimissioni, il saluto del picchetto d'onore e il ritorno alla vita normale. Giorgio Napolitano, il primo presidente della Repubblica eletto per 2 mandati, dopo quasi 9 anni ha dato l'addio al Quirinale e subito in Veneto, regione che Napolitano ha sempre apprezzato e cercato di capire nelle sue numerose visite ufficiali, sono iniziate le manovre per scegliere il successore. Innanzitutto c'è da stabilire chi saranno i cosiddetti grandi elettori, i 3 rappresentanti della regione che dal 29 gennaio parteciperanno alle sedute del Parlamento, Camera e Senato insieme, per scegliere il nuovo inquilino del Colle. La partita è tutta da giocare. Se nel 2013 fu scelta la via istituzionale, con il governatore Luca Zaia, il presidente del Consiglio Clodovaldo Ruffato e il consigliere del PD Franco Bonfante, oggi l'accordo sembra molto più difficile. Da martedì 20 a giovedì 22 il Consiglio si riunirà per votare e si fanno già nomi diversi. Contro Zaia si è espressa l'Italia dei Valori. Perché dovrebbe scegliere il Presidente della Repubblica proprio chi sta facendo campagna contro l'unità nazionale? Sia lui stesso a tirarsi fuori dalla mischia, affermano i consiglieri Gerardo Marotta e Antonino Pipitone. E anche le azioni di Ruffato, che ora fa parte del nuovo centrodestra e non più di Forza Italia, sono in ribasso. Salgono invece quelle del capogruppo forzista Piergiorgio Cortellazzo, ma un punto fermo, sostiene il consigliere Leonardo Padrina, è che uno dei 3 deve essere necessariamente di Forza Italia. Per l'opposizione invece circola il nome di Lucio Tiozzo, capogruppo del PD. In queste occasioni serve creare elementi di unità all'interno del Consiglio e di condivisione, dopodiché se non riusciamo, insomma, ognuno farà le proprie scelte. Quanto al successore, dalla capitale prende quota il nome di Walter Veltroni, mentre Flavio Tosi vedrebbe bene un sindaco come Piero Fassino. Da sindaco, questa è l'opinione personale di Flavio Tosi, da sindaco credo che potrebbe essere una via d'uscita quella del sindaco di Torino, perché è sindaco, perché comunque ha lunga esperienza nelle pubbliche amministrazioni e perché è meno divisivo senz'altro di tutta una serie di altri nomi. Dai politici veneti emergono in ordine sparso le candidature di Sergio Mattarella, Anna Finocchiaro, Paolo Gentiloni. Per l'europarlamentare Flavio Zanonato, logico puntare su Romano Prodi per il suo spessore internazionale. Il verdetto a fine mese.